Una sconfitta netta, senza appelli, quella rimediata alle regionali da Giuseppe Bortolussi, con Zaia che ha sfondato il muro del 60% arrivando dove nemmeno Galan era mai riuscito, e la Lega che ha superato di 10 punti percentuali anche l'alleato Popolo della Libertà. E il punto di svolta della politica in Veneto e il candidato del Partito Democratico, che non ha raggiunto la soglia del 30%, ne è ben cosciente. È un'onda anomala, chiaramente, la Lega ha preso tanti voti, hanno fatto una campagna elettorale con molti mezzi, anche ben azzeccata, ben studiata, partita molto da lontano, cioè partita anni fa. Noi abbiamo i nostri meriti e i nostri demeriti, siamo partiti tardi, per esempio ho scelto il candidato tardi, pochi mezzi, e rispetto a questa onda, ripeto, anomala, a questo vento che soffia contrario, difficilmente sarebbe stato possibile ottenere altri risultati. Nonostante la delusione, Bortolussi non intende comunque farsi da parte. Per essere il capo dell'opposizione bisogna anche essere contemporaneamente capogruppo. Il capogruppo lo decidono gli eletti si riuniscono e lo votano, non è una questione che io posso imporre perché ho fatto il candidato presidente, quindi io spero, ci tengo, è una cosa che potrei fare bene. E torna sulla questione campagna dopata del centrodestra. Se un candidato non può superare i 38.000 euro per esempio e si rendiconta male, c'è rischio di ineleggibilità, così mi hanno riferito, mi chiedo cosa può avvenire se uno ha usato soldi pubblici, se è vero. Queste sono cose che deve accertare la magistratura, è una cosa che viene automaticamente rispetto alla quale io non muoverò un dito. Ovvio che l'esploit della Lega produrrà dei cambiamenti significativi anche in Consiglio regionale. La cosa che sorprenderà tutti è che dopo i primi tempi si creeranno anche su determinate questioni, pensiamo al nucleare, su altre cose, maggioranze magari diverse. Anche i 10 punti in meno la dicono lunga sul PDL, che dovrà rivedere le sue posizioni, le sue alleanze, magari prospettare delle alleanze politiche diverse nel tempo.